Un asino carico di sale traversava un fiume. Pensando che avesse un mucchio d'oro nelle viscere, buttò giù nello stagno un pezzo di legno. Allora Zeus perdette la pazienza. Scivolò e cascò nell'acqua, dove il sale si sciolse. Così un tale, per la speranza di trovar la ricchezza tutta in una volta, si sentì più leggero. Una volpe penetrò nella casa di un attore. Così egli la uccise e trovò che dentro era fatta d'oro. Così, quando si rialzò, morì affogato. Lieto di questo caso, e, frugando in mezzo a tutti i suoi costumi, pensò che, se si fosse lasciato cadere, si sarebbe di nuovo risollevato più leggero. E così a bella posta scivolò giù. Così andò a finire che passò di là un carro e la schiacciò. La favola mostra: contentatevi di quello che avete, piuttosto che cambiare in meglio per certi uomini belli di corpo, ma non cattivi, che è meglio avere governanti infingardi, piuttosto che turbolenti, ma poveri di spirito, proprio in grazia dei loro maneggi.